Lunedì andremo in Piazza Indipendenza, sotto i palazzi del potere, per chiedere le dimissioni del presidente della regione Raffaele Lombardo. Sono le parole di Marino Morsello in conferenza stampa a Monreale, uno dei leader dei Forconi, movimento che appare ormai frammentato in diverse anime che fanno capo a molti capipopolo. Gli obiettivi, ha aggiunto Morsello, sono quelli di mandare a casa la classe politica che ha distrutto l'economia siciliana. Noi chiediamo ai siciliani di imbracciare il forcone della libertà. Non possiamo più delegare ai soliti partiti e in questo senso ben venga un movimento nuovo che parta dal basso. Sono i presupposti della gente, di tutti i siciliani, che non ne possono più di questa classe politica corrotta e nepotista che sperpera, che ruba a doppie mani, che dà la possibilità ai burocrati italiani e siciliani di rubare in continuazione, di sprecare le risorse, di non mettere i soldi nelle attività produttive, che le famiglie non hanno più soldi, che le mamme sono arrabbiate, che ci telefonano continuamente per dirci assaltate l'assemblea regionale visto che noi siamo a statuto speciale. Le prossime mosse sono quelle di continuare le proteste, iniziare da lunedì. Noi già siamo stati autorizzati a fare il presidio a Piazza Indipendenza, dove chiederemo proprio le dimissioni di questo governo lombardo, il quale in questi giorni ha dichiarato che lui non è nelle condizioni di fare niente, anzi ha fatto tanto per il mondo siciliano, e quindi di fronte a questa catastrofe non ci resta altro che chiedere le dimissioni e ritornare alle elezioni. Il programma comune di tutti, che appartiene a tutti, è quello di fare dei presidi per farci conoscere, per sensibilizzare la gente, per chiedere ai siciliani di intervenire in massa, per chiedere alle mamme di intervenire, quindi non ci saranno disagi in questa fase. Però chiaramente dobbiamo essere pronti per fare un assalto definitivo in un giorno all'Assemblea regionale per mandarli a casa. Per venire oggi qua. Alla base sicuramente c'è un malessere.